Sulla rampa di lancio il Consorzio Universitario di Agrigento prova a rimettersi in corsa per affrontare e chissà magari vincere la sfida, una sfida che sa di impresa quando tutti o quasi danno per morta la struttura, la cui attività accademica assume un valore fondamentale per la formazione, la cultura e per le prospettive di lavoro e perché no, anche per l'economia del territorio. C'è così chi non molla la governance del CUA assieme all'amministrazione comunale di Agrigento al lavoro per accarezzare il miracolo della svolta. Dopo le tribolazioni che hanno attraversato e in parte continuano ad attraversare i rapporti tra il Consorzio e l'Ateneo di Palermo da cui dipendeva. Sembrano esserci però i margini per una ricomposizione. Nelle ultime ore infatti si è tornato a parlare con il rettore Micare dell'ipotesi di attivare nella città dei Templi il corso di economia del turismo, fermo restando che Palermo quasi certamente manterrà il corso di laurea in servizi sociali, così come ad ottobre partirà, grazie ad Agoramundi, il corso di mediazione linguistica. Sono già 73 le matricole iscritte e intanto il CUA guarda oltre. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro con l'Università Core di Enna. Il sogno sarebbe quello di riportare ad Agrigento, attraverso la facoltà di lettere, un corso di laurea in archeologia, mentre già da quest'anno la LUMSA potrebbe attivare pedagogia. Resta viva anche la volontà di offrire al territorio il corso di laurea in ingegneria agroalimentare con 3 branche specialistiche dell'Università Rumena. In questo caso però il Consorzio Universitario di Agrigento non farebbe altro che mettere a disposizione i locali. Attenderemo gli sviluppi.